Sindaco, dopo la brillante vittoria che lei ha ottenuto con un consenso, oserei dire bulgaro, oggi si passa alla fase esecutiva già con la nomina dei neoassessori e con tanti ragazzi che hanno voglia di lavorare. Addirittura lei diceva ci sono già una decina di delibere pronte. Questo è segno di una vitalità che il Comune di Palma e che lei, diciamo, quotidianamente hanno impresso all'amministrazione comunale palmese. L'ente, la mia amministrazione, non si è mai fermata, nemmeno in campagna elettorale. Ringraziamo ancora una volta il popolo di Palma per l'enorme risultato con proporzioni mai viste nella nostra città e ringraziamo veramente, ci riempie di orgoglio ma anche di grande responsabilità. E proprio nel nome di questa responsabilità stiamo andando velocemente nelle tappe necessarie a ricostituire gli organi di questo Comune. Così come 5 anni fa, il 27 giugno, abbiamo completato e annunciato la Giunta. Il 30 di maggio, quindi fra un paio di 30 di giugno, fra un paio di giorni, avremo il nuovo Presidente del Consiglio e il nuovo Vicepresidente del Consiglio con il giuramento dei consiglieri, con un anticipo rispetto ai 5 anni fa di circa 8 giorni. Anche lì siamo stati veloci, siamo veramente ansiosi di continuare a servire la nostra città e questa nuova squadra di assessori sono convinto che darà il meglio di sé per cercare di portare avanti in continuità di quanto fatto in questi 5 anni, ma nella consapevolezza che ancora molto vi è da fare. Ecco, è notizia di qualche ora fa un grosso finanziamento per il Calvario, oltre ad altre iniziative, ma questa sicuramente è una cosa importante per la città e per quello che rappresenta da un punto di vista culturale il bene. Il Calvario lo avevamo annunciato e c'è un nuovo finanziamento, ottenuto dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali del Agrigento, e ringrazio Michele Benfari, il nostro sovrintendente e tutto il suo staff per come hanno saputo lavorare. Per noi è motivo di orgoglio ed sono 2 interventi storici, in particolare uno, quello sul monastero delle Benedettine, che finalmente potrà ritornare al suo antico splendore, così come quella della chiesa delle Scuole Pie, che è proprio quella accanto a questo palazzo, che è il Palazzo degli Scolopi. Il Comune si è messo già a totale disposizione della sovrintendenza per qualsiasi necessità abbia dal punto di vista tecnico e logistico per portare subito il progetto in gara e vedere realizzare questa opera. Al di là di questi interventi sono già, come ben sapete, più di 80 milioni i finanziamenti ricevuti e si continua avanti e siamo in attesa a breve di altri decreti e gli anni che verranno saranno anni di cantiere finalmente tanto attesi, che si vanno a sommarsi ai 13-16 che abbiamo fatto nei primi 5 anni.